Vangelo secondo Matteo, capitolo 23. Contro scribe ai farisei. Tanto Gesù saputava che la folla e gente e tutti i discepoli suoi ricette. Coppa cattedra di Mosè sono assettati i mastri della legge e i farisei. Ma i veriga, tutte quelle che verigano, facetele pure, mettete in pratica pure tutte i comandi che avranno. Ma non facete mai quello che fanno loro, perché loro dicono quello che la danno a fare. Loro invece non lo fanno mai. A preparare una sarcinella assai pesante per mettere in coppia e spallellate loro, invece non ne toccano manco con un rito. Tutte quelle che fanno solo per essere apprezzate innanzi alla gente. Fanno allargare tutte le sfilatielle loro e fanno allungare, pretendendo per forza i primi posti, rinde le sinagoghe, rinde i comiti, pretendendo per forza i saluti alla gente, mezzo e chiazzaro paese, e pretendendo per forza essere chiamata master a tutta la gente. Voi però non facete mai come loro, non vi facete mai chiamare master alla gente, perché voi siete tutti i frati. E non chiamate padre nessuno in coppa a sta terra, perché uno solo è il padre vostro, è chi che sta in cielo. E non vi facete chiamare rabbi, perché uno solo è il master vostro, è Cristo. E chi vuole essere il più grosso in mezzo a voi, sa farò servo e tutelate. Chi pretende si fa grosso innanzi a Dio farà calare subito e scella. E chi invece calerà capo suo innanzi a Dio farà diventare rosso innanzi a essa. 7 maledizioni ai scribi e ai farisei. Guai a voi, mastera legge, farisei favazze. Voi inserate e portano il regno dei cieli innanzi a tutta la gente, facendo così, non solo ci trasite voi, ma non facete trasì manco tutte chillate che non ci volessero trasì. Guai a voi, mastera legge, farisei favazze. Voi camminate per terra e per mare, per fare un solo accolito, e poi, quando l'avete trovato, lo facete diventare figli di casariavola, assai peggio di voi. Guai a voi che siete accompagnatori assai cecate. Voi a dicendo, se uno giura per tempo e Dio, il giuramento suo non conta niente. Se invece uno giura per tesoro che sta rindo tempo e Dio, chi sta danno, romano obbligate. Quando siete ciucci e cecate, che conta più, o tesoro, o tempo che fa diventare santo chi lo tesoro? Voi a dicendo ancora, se uno giura per l'ardare che sta rindo tempo, il giuramento suo non conta niente. Se invece giura, panverte che sta in coppa all'ardare, tanto sì che chi si resta obbligate. Come siete cecati? Ma che conta più, anverte o l'ardare che rende santa che l'anverte? E beh, vriga, chi che giura per l'ardare, giura pure per tutte quelle che ci sta in coppa. E chi giura per tempio, giura pure per chi che sta rindo a chi lo tempio. Chi giura per cielo, giura pure per trono e Dio, e per chi che non ci sta assettato in coppa. Guai a voi, mastera legge, farisei favazze. Voi date per tempio pure a regime degli andimma a Durusa, come a mento, finocchiello e o cummine, ma poi non mettete mai in pratica cose più grosse che stanno rindo a legge e Dio. A giustizia, a pietà e a fede. Queste sono le cose che voi avete a mettere in pratica, senza tralassare tutta la di cose. Voi culate vino per un agliotto in un muschillo e poi vi chiavate un corpo in una cammella. Guai a voi, mastera legge farisei favazze. Voi pulizzate la parte fuori dei piatti e dei bicchieri, ma la parte rinde e chine mariuligge e infamità. Farisei cecate e favazze. Pulizzate prima tutte quelle che ci sta rindo il bicchiere, e così la parte fuori sarà più pulita. Guai a voi, mastera legge farisei favazze. Voi rassumiate a chi li sburca iancate. A fuori parla assai bella, ma rinde chi ne ossa e morte e chi ne ogni altra fedenzia. A così pure voi a fuori parete giusto innanzi all'occhio di tutta la gente, ma rinde siete chi ne ipocrisia e chi ne ogni infamità. Guai a voi, mastera legge farisei favazze. Voi frapagate ma suoi per profeta, a preparate se burca per gente giusta e recita. Se fossimo campati noi, o tempo dei padri nostri, non avremmo fatto come allora, che hanno acceso i profeti. Ma voi dicendo questo, facete capire tutta la gente che siete figli e tutti quelli che hanno acceso quei profeti. Continuate pure a fare così, a così portate a venatura quella che o padre vostro hanno cominciato.
dritta e castiga. Sierpe velenusa, razze e ciricielle. Come farete a scansare la condanna e casa diavola? Perché se sentitemi buono, ovvican, io mi arraggio in mezzo a voi, profeta, uomini appusati, ma sto vera la legge è Dio, e sono sicuro che pure voi scelte la cirarrite, ate mettere rite in croce, ate ancora regnarite frustate, rinde sinagoga vostra, e turmentarrite e secutarrite rinde ogni città. A così cadrà in cuore a voi tutto chi lo sangue, uomini giusti, che è stato arravacato in coppa a sta terra, a cominciando lo sangue Abele, che fu in nome giusto, zino sangue lo profeta Zaccaria, che era un figlio e baracchia, che voi avete acceso rindo tempio e Dio, fra l'altare e il santuario del Signore. Io vi posso assicurare che tutto questo succederà proprio rindo a questa epoca vostra. La mente è Gesù con la Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che cire profeta e per dire tutto quello che dite manna. Quante volte ho voluto accucchiare attorno a me tutte le figlie tue, proprio come fa una cioccola che fa accucchiare e pollicine suoi sotto le scelle soie. Ma tu non hai mai voluto, o viccan a casa tua, come sta scritto in le scritture, resterà sull'agno, perché i veriche, che a questo momento, voi non mi verrete più, zino a chi lo giorno che ricerrite. Benedetto chi che viene, a un nome, Signore.